Siamo nella sede della lista civica Cambiamo Portogruaro con il candidato consigliere comunale Walter Stabile. Secondo te sarebbe il caso che ci sia l'impiego della polizia locale nelle ore notturne con una pattuglia, per esempio, che faccia il monitoraggio anche nelle frazioni che sono spesso, si sente la gente di queste frazioni si sente abbandonata, cioè ritieni opportuno che i vigili, anziché girar carte, invece siano impiegati anche di notte, magari sempre in collaborazione ovviamente con le forze dell'ordine? Allora, in questo senso ho qualche idea. Cioè, allora sicuramente adesso cercando di racimolare delle risorse bisognerà sicuramente aumentare le unità della polizia locale qua di Portogruaro, e grazie a questo si potrebbe fare anche qualche servizio notturno. Poi per esempio per quanto riguarda alcune frazioni, per esempio la mia dove abito, per esempio ho delle idee molto precise in merito. Tu abiti dove? Lugugnana. Okay. Quindi per esempio a Lugugnana, nel caso di Lugugnana, si potrebbe fare in collaborazione con gli altri comuni limitrofi, San Michele a Tagliamento, Caorle, Fossalta di Portogruaro. Io ho pensato di instaurare una sorta di collaborazione tra polizie municipali o polizie locali, in modo che, non lo so, per esempio, faccio un esempio banale, noi Lugugnana siamo un incrocio e per esempio la polizia locale di Caorle per andare in Brussa, che è zona del comune di Caorle, deve transitare per forza dall'incrocio di Lugugnana. Allora fare degli accordi tra amministrazioni comunali e dire: quando la pattuglia della polizia locale di Caorle transita da Lugugnana, fare un transito visibile, cioè voglio dire che abbia una certa efficacia, no, transitando, non solo che deve passare e basta. E quindi si vede una pattuglia che passa. Lo stesso fare l'accordo con il comune di San Michele, invece di arrivare fino a cioè fino al limite comunale di San Filippo, chiedere a San Michele, dice, manda la pattuglia un po' più avanti, arrivare fino all'incrocio di Lugugnana, girare, cioè con questo sistema, lo stesso con la polizia locale di Fossalta di Portogruaro, eccetera, arrivare fino a Giussago, con questo sistema qui, e ovviamente anche noi di Portogruaro ovviamente ricambiamo i piaceri, ovviamente, cioè quindi un accordo, eccetera. Con questo sistema qui intanto si moltiplica la presenza delle pattuglie sul territorio, e quindi almeno si dà non solo una percezione al cittadino di una maggiore presenza delle uniformi, ma insomma realmente anche c'è una reale prevenzione, anche perché il passaggio crea anche prevenzione. Questa è una delle idee, per esempio, che poi si può applicare anche in altre frazioni, ovviamente.